Da poco abbiamo firmato questa convenzione, abbiamo formato il corpo intercomunale di polizia locale tra i 3 comuni. Questo ci permette di avere anche un terzo turno, il turno serale, che è proprio per avere più sicurezza nel nostro territorio. Firmata a inizio anno, sta entrando nella sua fase operativa la convenzione che ha allargato il corpo intercomunale di polizia locale di Casiere e Preganziol anche alla vicina Mogliano. Il patto a 3 garantirà maggiore presidio del territorio per una popolazione complessiva di 55.000 abitanti. Lungo l'asse del Terraglio, del resto, si stanno registrando diversi furti sia ai danni di abitazioni private che di esercizi commerciali. L'allargamento a Mogliano permetterà nuove azioni. Questo ci permetterà, con una squadra di agenti molto più ampia, circa 25 persone, di puntare al potenziamento anche dei servizi proprio nelle ore solitamente più bersagliate dai furti, dal tardo pomeriggio e la serata e la notte. L'obiettivo già nei prossimi mesi è l'istituzione di una task force permanente. Verrà istituito anche un centro operativo unico con un numero verde a disposizione dei cittadini in orari assolutamente più ampi rispetto a quelli che sono attualmente previsti in ognuno dei nostri comuni, un numero verde che coordinerà le pattuglie su tutti i territori. Territori che stanno rispondendo con i controlli di vicinato. Solo a Preganziolo sono 8 i gruppi attivi per 400 cittadini aderenti, un record. Sicurezza partecipata di cui si parla anche a Mogliano. Questa è la ricetta giusta, la prevenzione è sempre meglio della cura, quindi questa è la strada giusta per avere una sicurezza partecipata e attiva.